Ragazzi, questa è fatta per la pista. Guarda come slitta. Allora fai la curva. Questo mi stava per ammazzare. Si alza benissimo di seconda. Oh. Ragazzi, è super agile. Moto tranquillamente da 200 all'ora, ragazzi. Ma sei scemi? Ma stiamo andando a mocca. Il raduno è nel pieno, si può dire. Ma è la quinta volta che acchiappo che do la testa qua sotto. Quando mi rompe faccia lì? Hai ragione, hai ragione. Ragazzi, è arrivato il momento finalmente di provare la nuova RS 457. Qualche caratteristica speciale di questa motocicletta? La motocicletta ha un'elettronica che i competitor non hanno. Tu la devi valorizzare, mi raccomando. Spengo tutto? Sì. Va bene. Come si spegne tutto? Vieni. Io ti metto e me la salvo come meme. Aia. Di nuovo una testata qua dentro. Spiego le varie mappe, abbiamo una mappa sport, una mappa eco e una mappa rain, la quale sono 3 livelli di TCS. di ATC, TCS. ma ATC, Aprilia Traction Control. Scusami. Vai su una sport per togliere il controllo di trazione di... Vabbè, come tutte quante alla fine. ABS pure? Sì. Solo al posteriore? No, ABS anteriore e posteriore. Anteriore e posteriore disabilitato? No, non si può disinzionare né all'anteriore né al posteriore. Ok. Fammi sapere solo se si alza di seconda o di terza. L'alziamo subito di seconda, fratello. Tranquillo. Vediamo subito la frizione. Di seconda si alza, Davide. 100, aspetta. Sì, si alza di seconda. Si alza benissimo di seconda. Ma scende in curva che è un biciù. Ma che linearità sta moto! Mamma mia! Ragazzi, questa è fatta per la pista! Scende da sola! No, ma questa deve andare a fare un giro in tangenziale per provarla bene, anche perché così vediamo un po' questo motore cosa ha da offrire. Ma ragazzi, prime sensazioni, dopo 5 secondi in sella, top. Di seconda si alza una bellezza. Questo mi stava per ammazzare. Ma ragazzi, come scende in curva, è una lama. Con questa ruota piccola poi, guardala! Davide, di seconda! Nice shot! Si alza! Madonna che moto! Oh, a livello di freni ragazzi, micidiale, puoi dare di quegli staccatoni. Bellissima! Guarda quanto scende in curva, mantiene la curva. Ragazzi, è super agile. In curva mantiene una stabilità fuori dal normale, veramente. Rispetto all'R3, io ho provato come carenate 300 l'R3 e la Ninja 300, ma questa è un'altra storia. Vabbè, diciamo si posiziona, 300, 400, Vabbè, non ho provato le 400 io, però si posiziona benissimo, contro le varie competitor. E poi è scattantissima. Guarda, si è alzata, di cambiata, tra la seconda e la terza anche. Che moto e che motore, ragazzi. Grande Aprilia, grande. Bravo. Guarda come slitta. No ragazzi, è pure comoda come impostazione. Io in tutto questo c'ho i legamenti rotti. È molto comoda perché i semimanubri già sono ampi, già è bella aperta. Differenza anche per dirvi dell'R1 oppure dell'RS che è molto più stretta. Un'altra pinnatella, dato che siamo da soli, strada vuota, dietro non c'è nessuno. Ok, ci ho buttato la terza. Vediamo se di terza si alza. No, di terza non ce la farà mai.
Vediamo di ricambiare di nuovo seconda, terza. Ah, se n'è scesa, aspetta, devo tenere un po' più su. Vabbè, proviamo un top speed. Oh, 180 e quinta, dislivelli di merda. Oh, moto tranquillamente da 200 all'ora, ragazzi. È bellissimo. E come sale presto poi. Guarda come sale. 190, staccatore prepotente e lei si inchioda a terra. Complimenti. Vediamo di buttarla giù qui più cattiva. Oh! No vabbè ragazzi, comunque le Aprilia per quanto riguarda telaio e ciclistica sono difficili da battere. Sono moto racing a tutti gli effetti. Ma come scende in curva, ragazzi, si chiama la curva da sola. E poi questo fatto che a me piace è che l'ABS di Aprilia non entra quando prendi i dislivelli in frenata, ragazzi. Questa è una cosa che amo. Va giù che è un amore. Va giù che è un amore, ragazzi, in curva. Moto spettacolare. Guardala, che grande moto! Non mi aspettavo, ragazzi, tutto questo da un 400. Però c'è anche da dire che è molto leggera e quindi i 47 cavalli li riesce a sfruttare appieno tutti quanti. Ma nelle curve resta stabile. Nelle curve resta stabilissima. Questa è una curva abbastanza stretta. Riesce a farla bene e mantiene la strada. Moto veramente eccezionale. Bellissima, fra. Ma l'hai provata, Ale, tu? 192 in sesta, voleva salire ancora. Di seconda si alza, di terza devi lavorare un po', fa fatica. No, ma c'ha una spinta assurda. Ma come scende in curva? Meglio dell'RS. Ma quant'è? 140, 150? O è 160? 150? Ma come scende giù? Ma proprio l'anteriore rimane sta. Vai, l'ultimo giro, l'ultimo. Vai in curva si mantiene, fra, provala. Tu che c'hai l'RS, credimi, 160 kg sentono. È leggerissimo. Anche all'impiedi si alza. Ma questo 150 mantiene veramente da Dio, ragazzi. Approfittate, andate ad Area 101, registratevi tramite il link che vi metterò anche in descrizione, perché veramente è da provare questa moto. Complimenti ad Aprilia. Questa batte tutto nel segmento, per questo ho visto quei video che stanno attaccati a terra. Ragazzi, scende da sola in curva, non ho mai avuto questa sensazione con una moto. Senti i circle. In modalità stunt come la vediamo? Vediamo se c'ha in piedi. Aspetta, modalità stunt, impennata piano, ferma e ci buttiamo subito all'impiedi. Sale, bisogna regolarla, devo mettere il piede sulla pedalina di dietro. Però sale e sale bene. Basta che la devo posare, dai. Ha ragione, dai, la devono provare anche altri ragazzi, dai. Non gliela lascerei, ragazzi, perché è veramente super divertente. Rafa, la curva, ma sei scemo? Bah!
Bella. Ma come frena, ragazzi, poi? C'ha l'anteriore che è prontissimo con un unico disco. Non mi aspettavo tutto ciò. Ma sei scemi? Ma scemi chi sei? Ma stai impennando un mocco? Wow, ma stai pensando all'R1 mocco, fra? Voglio qua, questa è una motocicletta spettacolare. È bella, eh? Mamma mia. Te la puoi comprare. In pista, fra, questa secondo me in pista le straccia tutte. 300, 400. Ma poi scende da sola in curva, dai, ma un'emozione proprio in curva. Ti emoziona proprio curvare con questa moto. La cosa che mi ha stupito è che è leggerissima, quindi tende proprio a scendere. Non scende da sola, scende da sola. Non premi sulle pedane, la moto scende giù. Adesso stanno pure non te potenziare. Non mai te potenziare, dice queste cose, la garanzia. Ah, perché il tuo è portato a mappare. Abbiamo la prova che è mappata la moto, hai pure. Non gli passate la garanzia, però c'ha la macchina.